Sul posportivo Danieli di Butrio cala il bis nella 45esima edizione della Coppa Diego Granzotto, gara che si è disputata ieri nel circuito dei vini con partenza e arrivo a Corno di Rosazzo. A imporsi Nicola Venchiarutti, secondo la passata edizione, 2 ore, 16 primi e 16 secondi, alla media oraria di 42,790 km/h. In volata su Alberto Simionato, team CS Spercenigo, e Matej Merkun della Radenska. Come da copione 5 giri per un totale di 97 km, con il GPM di Rosazzo posto in -6 dal traguardo. Giornata calda e ritmo alto fin dal via, alcuni tentativi di fuga subito sedati dalle squadre dei favoriti. Come da copione, da quando la Rocca Bernarda è stata esclusa dal tracciato per mancanza di sicurezza stradale, arrivo risolto in volata. Venchiarutti ai -50 trova la via giusta e regola di forza i suoi avversari con una volata pulita da campione. Ottima come sempre l'organizzazione della sezione ciclismo S Corno sotto la direzione dell'inossidabile Dino Granzotto. Test superato anche per il nuovo manto stradale appena sistemato tra il GPM di Rosazzo e la discesa di Oleis e il tratto successivo verso Iplis, protagonista tra 10 giorni del transito del Giro d'Italia nella tappa Palmanova-Cividale.